Eccoci alla seconda parte di 103 Mattina, abbiamo anticipato quello che sarebbe stato l'argomento di oggi, quindi diamo subito il benvenuto a Mauro Rossato che è in contatto con noi. Ingegnere Rossato, buongiorno e benvenuto a Radio Club innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, noi abbiamo anticipato quello che è l'argomento della nostra chiacchierata. Sabato a San Vito di Cadore c'è stato il primo memorial Andrea Rossato, una gara di sci che ha voluto ricordare questo bambino che ha perso la vita sciando lo scorso anno sulle piste di Cortina d'Ampezzo, una notizia che aveva veramente acuito l'affetto di moltissimi, compresa anche la categoria nostra dei giornalisti abbastanza abituata, diciamo, a registrare purtroppo anche la cronaca degli incidenti sulle piste da sci, ma mai in questi termini. La famiglia ha deciso di creare questa fondazione e quindi, Mauro, io le chiederei proprio così all'inizio come è nato, dove avete trovato la forza, lo spunto per dare vita a questa bellissima iniziativa? Ma l'idea di creare questa fondazione in realtà ci è venuta sin da subito, poi per vari motivi non siamo riusciti, proprio mancano le forze, non siamo riusciti a istituirla immediatamente. Poi grazie anche allo Sci Club Noli, quindi a tutto il mondo sportivo, abbiamo pensato di creare questo evento e di conseguenza anche una fondazione che si occupasse poi di sport e sicurezza. Infatti, allora vedo che la mission, diciamo, della Fondazione Andrea Rossato è proprio quella della sicurezza, non solo, vero, sulle piste da sci? Esattamente. E a parte che mi occupo di sicurezza anche per mestiere, volevo portare del valore aggiunto anche a questo mondo sportivo, ma non solo, cioè fare delle attività che comunque portino un vantaggio in termini di sicurezza a tutto il mondo giovane, quindi in generale ai bambini e a coloro che sono giovani. Infatti, senta, tra le prime iniziative possiamo già dare qualche indicazione, poi naturalmente arriveremo alla gara di domenica a San Vito. Quali sono? Avete già diciamo, dei progetti a lungo termine sul quale state lavorando, oltre naturalmente allo scopo per se stesso? Sì, come vi dicevo, volevamo portare del valore aggiunto in tema di sicurezza nei confronti dei più giovani, quindi faremo una serie di attività di sensibilizzazione che vanno ovviamente al mondo sportivo, questo l'abbiamo già evidenziato con questo primo evento, ma poi attività che vadano a coinvolgere l'opinione pubblica, basti pensare alla sicurezza nel trasporto, nelle auto dei bambini, che purtroppo oggi vediamo che non sempre sono allacciati correttamente. Spesso gli stessi probabilmente non si rendono conto di quello che potrebbe succedere. Quindi attività rivolte a sensibilizzare l'opinione pubblica, ad incentivare quindi l'uso dei sistemi di sicurezza. Per quanto riguarda il mondo sportivo, abbiamo organizzato questa gara di beneficenza insieme appunto allo Sci Club Nottoli, abbiamo avuto un risultato che sinceramente non ci aspettavamo quasi neanche, perché ci sono 180 iscritti e partecipanti. Infatti, guardi, è stata un'attestazione di affetto. Tra l'altro io consiglio ai nostri ascoltatori di visitare sia la pagina in internet della Fondazione che anche la pagina di Facebook, e vedo le foto, c'è stato anche Cristian Ghedina, un grande testimonial, che non manca mai a questi appuntamenti, vero? Grandissima persona, un'umanità incredibile, è venuto volentieri, è stato volentieri con i più piccoli, si è divertito anche lui, ma soprattutto si è divertito tutto il pubblico, in particolare appunto i bambini. Infatti, tantissimi iscritti, poi abbiamo notizie dirette che ci dicono che è stata una gara molto bella, un grande ricordo, insomma. Andrea era lì con loro. Sì, i bambini ovviamente l'hanno ricordato, sciavano insieme, si era inserito anche da poco in questo gruppo dei Nottoli, prima sciava con lo Sci Club Valbiois di Fricade, che tra l'altro è stato presente insieme a tutti i suoi piccoli atleti. Infatti, allora guardi, io la ringrazio della disponibilità che ci ha dato per attirare l'attenzione soprattutto, come dicevo, su quelle che sono le finalità. L'ambito di intervento è veramente importante. Io con questo vorrei proprio invitare i nostri ascoltatori a prendere contatto con la Fondazione per poter dare qualsiasi contributo in questo senso e appunto lavorare proprio sulla sensibilizzazione della sicurezza. Sensibilizzazione ed attenzione, chiaramente, senz'altro.
noi siamo disponibili ovviamente a dare qualsiasi tipo di consiglio. Benissimo, io quindi la prego di tenere aggiornata anche la nostra emittente su quella che sarà l'attività. Noi comunque ormai abbiamo le coordinate di bordo della Fondazione e saremo a vostro fianco. Grazie Mauro Rossato, grazie di essere stato con noi e soprattutto complimenti per questa bella gara che ha animato le nevi di San Vito nel fine settimana. Grazie a tutti voi, buona giornata. Buona giornata, a risentirci. Arrivederci. Arrivederci.